rassegna della canzone inedita Dimmela cantando nell'ambito del Festival dell'Istro Veneto ha fatto tappa ieri sera a Capodistria. Buonasera, continua il Festival dell'Istro Veneto, la manifestazione a tutela e promozione della parlata tipica del territorio, organizzata dall'Unione Italiana in collaborazione con il sostegno e con il patrocinio della città di Buie, dell'assessorato alla cultura della regione istriana, dell'Università Popolare di Trieste e della regione Veneto. Questa sera in piazza San Servolo a Buie ci sarà la terza ed ultima tappa della rassegna della canzone inedita in vernacolo Dimmela cantando. La gara, partita giovedì dalla prima cittadina dell'Istria, Muggia, ieri ha fatto tappa a Capodistria nell'ex chiesa di San Francesco d'Assisi, in cui i 17 cantanti sono stati valutati dalla giuria popolare. Il servizio è di Massimo Seppi. 3 cittadine istriane e 3 giurie popolari a decretare per ogni tappa la migliore tra le 17 canzoni inedite in vernacolo locale di questa quinta edizione di Dimmela cantando. Ieri il pubblico capodistriano, nella cornice dell'ex convento di San Francesco, ha designato Resta, interpretata da Stefano Herring, la miglior canzone della seconda serata della rassegna organizzata per l'occasione all'interno della fiera dei prodotti tipici MiFest. Al voto popolare globale si aggiungerà poi questa sera a Buie il giudizio di una giuria di esperti che assegnerà anche un riconoscimento per l'arrangiamento ed un premio fedeltà all'interprete che ha partecipato al maggior numero di edizioni. C'è una bella adesione perché all'inizio praticamente erano in 3-4 e quelli e basta, no? Invece adesso abbiamo un'adesione che va praticamente, che copre tutta l'Istria, da Pola, Fiume a Trieste, passando per Capodistria, passando per Torre, passando per Valle, cioè praticamente ci siamo tutti. È cresciuta dunque nel tempo la consapevolezza delle potenzialità insite nell'espressione musicale dialettale, smentendo l'idea che le canzoni in vernacolo debbano per forza essere legate ad un puro fatto folcloristico, e ne è testimonianza la variegata proposta di temi e melodie. C'è una grande ampiezza di stili e questa è la cosa forse più interessante. Non si parla chiaramente in tutte, diciamo, si può parlare di amore, si parla di ricordi, cartoline, c'è una canzone che si chiama Cartolina da una particolare località, ecco. Però la cosa interessante è che c'è grande varietà ed è proprio questa la cifra di questo tipo, di questo festival. Che è una completezza anche espressiva, questo sì, è la cosa che mi colpisce molto, avendo visto anche l'anno scorso, c'è anche dello sperimentalismo. Al termine della serata sono saliti sul palco i Vruia, letteralmente sorgente Ruscello, che hanno proposto una carrellata di brani della loro quindicennale carriera nel mondo musicale popolare dell'Istria.